nazionale di Terre di Mezzo, che è l'ideatore, l'organizzatore a Milano di Fa la cosa giusta, che cosa è che ne pensa effettivamente, se io penso che sia un successo oppure qualcuno condivide con me questa diciamo opinione. E siamo qui insieme a Piero, che è appunto il piedistallo di Terre di Mezzo, che appunto adesso ci racconterà qual è la sua, diciamo, visione. Bellissimo, molto bello, davvero una fiera non insperata, però non pensavo così tanta gente, così bella, gente bella e anche la fiera molto bella. Noi per l'Enneto sono ormai 9 anni, l'anno prossimo sarà il 10° anno che facciamo questa fiera Fa la cosa giusta. Nasciamo come giornale di strada, quindi venduto per strada per aiutare chi si trova in difficoltà e per portare anche una cultura per strada, andando a individuare quelle che sono le realtà nelle terre appunto di mezzo, e dal giornale poi abbiamo dei libri sul critico, su distribuzione sostenibile, sui percorsi, sulla narrativa, libri per bambini, e poi da queste inchieste, questi libri, abbiamo fatto questa fiera. Siamo accorti che c'è tutta un'economia che non è volontariato, ma è proprio una vera economia che produce, ma che produce solidarietà, produce attenzione, produce sostenibilità, e abbiamo voluto mettere assieme appunto questa economia con chi vuole offrire. Quindi siamo partiti 9 anni fa con questa prima edizione di Fa la cosa giusta a Milano, e per molti versi mi sono ritrovato in questa prima edizione qui a Palermo. Fatta qui a Palermo, come abbiamo iniziato noi 9 anni fa, senza una preparazione professionale per quanto riguarda appunto chi può preparare e organizzare degli eventi, e però con molta buona volontà, con un'idea ben chiara, siamo partiti anche noi senza sapere come sarebbe andato, e come qua anche a Palermo sarebbe successo. Sicuramente sono delle cose da migliorare, sicuramente ci sono delle cose che vanno cambiate, però considerando appunto tutti questi elementi, considerando anche il breve tempo, perché tutto sommato si è fatto in 3-4 mesi l'edizione della fiera. È vero che prima c'è stata un'edizione una guida, un libro, una guida cartacea, dove il comitato siciliano di Fa la cosa giusta, rappresentato da varie realtà della società civile siciliana, aveva fatto appunto un monitoraggio alla ricerca di tutte queste realtà dell'economia solidale di Sicilia. Ho fatto questa guida che è servita poi da base per le scuole.